È conosciuta come la terapia del plasma dei guariti, sperimentata già in primavera, è riuscita anche nella cura dei malati gravi. Ora però le scorte di plasma iperimmune, ovvero l'emocomponente estratto dal sangue dei pazienti guariti dal Covid, iniziano a scarseggiare. Nella provincia di Padova c'è bisogno di nuovi donatori che, guariti dal coronavirus, abbiano prodotto nel loro organismo gli anticorpi in grado di neutralizzare l'infezione. L'appello ai donatori arriva da USL 6 e azienda ospedaliera. Per poter donare un po' del prezioso emocomponente alla banca del plasma della Regione Veneto è necessario aver contratto il Covid e risultare ora negativi al tampone. Bisogna avere dai 18 ai 60 anni, ad esclusione delle donne che hanno avuto gravidanze o aborti, così come delle persone con patologie oncologiche o che hanno ricevuto trasfusioni recenti. Il centro immunotrasfusionale dell'azienda ospedaliera di Padova ha messo a disposizione il numero di telefono 338 659 818, attivo dalle 9 alle 14, ma si possono contattare anche gli altri ospedali dell'USL 6 per ricevere informazioni e fissare un appuntamento per il prelievo del plasma. Basta chiamare all'ospedale di Schiavonia, di Piove di Sacco, di Campo San Piero o di Cittadella.